Il sindaco della notte per il comune di Venezia. La proposta è lanciata dal Partito Democratico anche alla luce dei problemi di ordine pubblico che si verificano in Laguna come nell'entroterra, una carica amministrativa che si concentri sulla specifica gestione della città in determinate fasce orarie. È una figura che è presente in molte città d'Europa e d'Italia, pensata per occuparsi della vita notturna, cioè dalle 18 alle 6 del mattino, a 360 gradi di ciò che accade nella fascia notturna. Non è una figura legata propriamente alla movida, ma appunto pensa a 360 gradi ciò che accade nella fascia della movida. Era il 2012 quando Amsterdam istituì per prima la carica di sindaco della notte. Da allora, attraverso figure monocratiche o commissioni ristrette, la pratica si è estesa ovunque, da New York a Berlino, da Parigi e Londra a Rio de Janeiro e Buenos Aires, ma anche in località prettamente turistiche come Ibiza o Mykonos. Perché, dice il Partito Democratico, non farlo anche a Venezia? Una delle deleghe proposte dal Partito Democratico è appunto il sindaco della notte, cioè una figura che si focalizzi solo e soltanto nella gestione della fascia notturna. È evidente che non può da solo risolvere il problema della sicurezza, è evidente che c'è bisogno di più controlli, che c'è bisogno di un maggiore presidio, è evidente che bisognerebbe cambiare la normativa romana. Ciò nonostante l'amministrazione nel frattempo può agire e può agire per la prima volta per il residente. La figura del sindaco della notte non a caso è pensata per le grandi città che hanno un problema nella fascia notturna.